Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Carinzia hanno confermato oggi a Venezia il comune impegno alla costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione, concordando il percorso che entro pochi mesi porterà all'approvazione finale della Convenzione, dello Statuto del gruppo, nei quali è compresa la possibilità di ulteriori adesioni, in particolare della Slovenia e delle contee croato-istriane e litoraneo-montana. I presidenti Giancarlo Garan, Renzo Tondo e Gerhard Döffler hanno guidato le rappresentanze dei 3 governi regionali nell'incontro trilaterale a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto. Per il Friuli Venezia Giulia erano presenti anche gli assessori Ciriani, Seganti, De Anna e Molinaro. Il recepimento da parte della legislazione italiana nel luglio di quest'anno del regolamento comunitario sui gruppi di cooperazione ha consentito una accelerazione al processo di Euroregione avviato con la dichiarazione di intenti sottoscritta a Villa Manin di Passariano il 17 ottobre 2005 e confermato nei successivi incontri della trilaterale. Il GECT, che avrà personalità giuridica di diritto pubblico, ha il compito di favorire lo sviluppo equilibrato e sostenibile dell'area e potrà utilizzare fondi europei per la realizzazione di programmi coerenti con obiettivi di coesione economica, sociale e culturale del territorio. Il testo dello Statuto del gruppo, che prevede la denominazione senza confini e la sede a Trieste, è stato approvato oggi, mentre la Convenzione, documento costitutivo, sarà approvata entro fine anno con lo scambio di note tra le 3 presidenze. Oggi, ha detto Galan, l'Euroregione nasce politicamente e realizza un obiettivo inseguito da anni. I cittadini e le imprese, ha sottolineato Tondo ricordando il percorso fin qui svolto, si attendono ora un'Euroregione che dovrà allargarsi quanto prima con contenuti concreti e capaci di aiutare lo sviluppo e il comune benessere. A questo progetto, ha detto, hanno dato il loro contributo l'ex presidente Illy e il governatore carinziano Jörg Haider, amico prematuramente scomparso con il quale su questi argomenti avevo a lungo dibattuto già nel corso del mio primo mandato di governo del Friuli Venezia Giulia. Un'accelerazione al progetto venuta dall'impegno dell'attuale governo italiano, del ministro degli esteri Frattini e dello stesso presidente del Consiglio Berlusconi. Infine le parole del presidente Döffler, che ha parlato di un grande momento per la Carinzia che apre ad un futuro positivo per tutte le nostre realtà.